Eder, Mech, Pallister. Palmoli, entroterra di Chieti. Per mesi l'immagine di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham è stata quella della famiglia da copertina alternativa. Il casolare nel verde, i pannelli solari, l'orto, il pozzo, gli animali, i 3 bambini dai nomi fiabeschi, Utopia Rose, Galorian e Bluebell, che corrono scalzi nel bosco. Una famiglia anglo-australiana che aveva scelto l'Italia per costruire una vita fuori dal rumore del mondo, lontano dal traffico, dagli smartphone, dalle scuole tradizionali. Una scelta radicale, certo, ma raccontata e vissuta come un sogno di decrescita felice, quasi una bolla protetta all'interno di un paese che spesso appare logoro e cinico. Nel giro di pochi mesi quel sogno è diventato un caso giudiziario internazionale e un simbolo delle contraddizioni italiane. Mentre lo Stato si muove con una rapidità impressionante per togliere i 3 bambini ai loro genitori, nelle stesse settimane in altre case, a Muggia nel Triestino e a Calimera nel Salento, 2 bambini vengono uccisi dalle loro madri dopo allarmi, segnalazioni e richieste di aiuto rimaste sospese. Lì si è aspettato fino alla tragedia. Qui, dove i bambini appaiono sorridenti nei video e nelle foto, si è scelta la strada più dura e più veloce: il collocamento in comunità e la sospensione della responsabilità genitoriale. Nathan Trevelyan, britannico poco sopra i 50 anni, e Catherine Birmingham, australiana, arrivano in Abruzzo dopo una vita nomade tra vari paesi. Raccontano di aver scelto i boschi di Palmoli per far crescere i figli immersi nella natura, con pochissima tecnologia e una quotidianità fatta di animali, passeggiate, legna da tagliare, cura dell'orto. La casa è un'ex colonica isolata, raggiungibile da una strada sterrata, circondata dal verde. Niente allaccio alla rete idrica ed elettrica tradizionale, acqua dal pozzo, stufa a legna, pannelli solari, bagno a impatto minimo. Per loro è un laboratorio di vita sostenibile, un esperimento di autosufficienza che vogliono trasmettere ai figli. Intorno ci sono altre famiglie neorurali che hanno fatto scelte simili e che oggi faticano a riconoscere nell'etichetta di genitori pericolosi la coppia che conoscevano. Anche sul fronte dell'istruzione la famiglia percorre una strada estrema. Più che homeschooling, parlare di unschooling rende l'idea. Nessuna scuola tradizionale, niente orari di ingresso e uscita, niente compiti in classe. Il programma ministeriale viene formalmente seguito da casa, con l'aiuto di una docente e di materiali didattici alternativi. Nella narrazione dei genitori i bambini imparano leggendo libri scelti insieme, facendo esperimenti in natura, partecipando alle attività della casa. Non mancano lettere, numeri, lingue straniere, ma tutto viene filtrato dalla curiosità, non dal registro di classe. Ai sostenitori di questa visione appare un paradiso educativo. Per lo Stato, invece, è il primo semaforo giallo. La storia giudiziaria esplode circa un anno fa. I 3 bambini vengono portati al pronto soccorso per una sospetta intossicazione da funghi. L'episodio si risolve senza conseguenze gravi, ma per i servizi sociali è il campanello che fa scattare gli accertamenti. Operatori e carabinieri raggiungono la casa nel bosco e si trovano davanti non una baita da cartolina, ma un immobile che a loro dire è ancora un cantiere. Muri da ristrutturare, infissi incompleti, assenza di impianti elettrici e idrici certificati, servizi igienici molto lontani dalla normalità a cui siamo abituati. Nel fascicolo si parla di situazione abitativa disagevole e insalubre. Si registra che i bambini non hanno un pediatra di riferimento e non risultano regolarmente inseriti in alcun percorso scolastico statale. Tutto questo viene tradotto in una formula che pesa come un macigno: condizione di sostanziale abbandono. Su richiesta del pubblico ministero minorile, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila apre un procedimento. In una prima fase i minori vengono affidati formalmente al servizio sociale, che ottiene il potere di decidere il loro collocamento e le scelte mediche più rilevanti, mentre i genitori mantengono ancora, sulla carta, la responsabilità. L'idea dichiarata è accompagnare la famiglia verso una sistemazione abitativa più sicura, chiarire la tenuta del progetto educativo e verificare in modo accurato le condizioni di salute fisica e psicologica dei 3 bambini. Negli atti il Tribunale elenca una serie di adempimenti precisi. Serve una visita pediatrica strutturata per ognuno dei minori, con eventuali esami ematochimici per valutare lo stato immunitario e vaccinale. Occorre una valutazione neuropsichiatrica infantile, calata nella loro storia familiare e nel particolare contesto di isolamento.
È necessaria una perizia tecnica che certifichi la statica dell'immobile e accerti non solo l'assenza di lesioni strutturali gravi, ma anche la sicurezza degli impianti elettrici, idrici e termici, oltre alla salubrità complessiva degli ambienti, con particolare attenzione all'umidità e al rischio di patologie respiratorie. Sul fronte sanitario, Catherine e Nathan presentano un certificato della pediatra che, paradossalmente, conferma la necessità di questi approfondimenti proprio in considerazione della storia clinica e familiare. A quel punto, però, la relazione tra genitori e istituzioni si incrina. Nelle motivazioni dell'ordinanza si legge che i genitori subordinano di fatto l'esecuzione degli accertamenti richiesti a un indennizzo economico elevatissimo per ogni bambino, interpretato dai giudici come un rifiuto sostanziale. Il risultato è che gli esami non vengono eseguiti e il quadro di incertezza sulla salute dei piccoli rimane intatto. Sul piano abitativo, la famiglia commissiona una perizia a un proprio tecnico di fiducia. Il documento attesta che non ci sono lesioni strutturali pregiudizievoli per la stabilità della casa, ma non affronta i nodi chiave evidenziati dal tribunale. Mancano le certificazioni di collaudo degli impianti, manca una verifica puntuale delle condizioni igienico-sanitarie, non viene dimostrato che la casa soddisfi gli standard minimi di sicurezza e abitabilità previsti per un immobile destinato a 3 minori. L'assenza di agibilità, di impianti a norma e di documenti conformi viene considerata una presunzione legale di pericolo per l'integrità fisica dei bambini. Al tempo stesso, il servizio sociale cerca di costruire un percorso educativo e relazionale condiviso. Viene proposto un accesso settimanale dell'intero nucleo familiare a un centro socio-psico-educativo comunale in cui vengono svolte attività con i bambini, laboratori per genitori, gruppi genitori-figli. L'obiettivo è rafforzare le competenze genitoriali, facilitare l'integrazione nella comunità e monitorare più da vicino lo sviluppo dei minori. Per un periodo la famiglia accetta, poi smette di partecipare. Risultato: il tentativo di mediazione si arena e il tribunale registra l'ennesimo segnale di chiusura. Un capitolo centrale riguarda l'istruzione. Nathan e Catherine esibiscono un certificato di idoneità alla classe terza per Utopia Rose, rilasciato da una scuola privata del Bresciano, prova che la bambina segue comunque un percorso didattico. Ma mancano gli adempimenti previsti dalla normativa italiana sull'istruzione parentale. Il servizio sociale non riceve la dichiarazione annuale ai dirigenti scolastici della zona. Non viene prodotto in giudizio il progetto didattico educativo previsto per chi fa scuola a casa. Non risultano depositate le comunicazioni che consentono alla scuola di vigilare sull'effettivo rispetto dei programmi. Nelle audizioni i bambini mostrano una conoscenza limitata della lingua italiana e una socialità quasi interamente ristretta alla famiglia. Il tribunale, nelle motivazioni, non limita la propria analisi a questioni di lettere e numeri. Parla espressamente di lesione del diritto alla vita di relazione del minore. Vengono richiamate le teorie di grandi studiosi dell'infanzia per spiegare che la socializzazione tra pari, il confronto con compagni e insegnanti, la capacità di affrontare i conflitti e la frustrazione in un contesto protetto sono pezzi fondamentali dello sviluppo cognitivo ed emotivo. Il messaggio di fondo è netto. Bambini chiusi in un microcosmo familiare, per quanto affettuoso, rischiano di pagare un prezzo altissimo in termini di autostima, capacità relazionale e costruzione dell'identità. A complicare il quadro si aggiunge la scelta dei genitori di trasformare il loro caso in una battaglia mediatica. Partecipano a una trasmissione televisiva nazionale, raccontano la loro vita nel bosco, mostrano immagini della casa e dei bambini, entrano nei dettagli del procedimento in corso. Nella loro intenzione è un modo per difendersi, per cercare solidarietà, per denunciare un sistema che li sta trattando come reietti solo perché vivono in modo diverso. Per il tribunale, invece, è una violazione frontale del diritto dei minori alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale. Vengono richiamate le norme che vietano la diffusione di immagini e dati idonei a identificare i minori coinvolti in procedimenti giudiziari. In pratica si sostiene che i genitori abbiano usato i figli come strumenti della propria strategia processuale, sacrificando il bisogno di protezione dei bambini sull'altare della visibilità. Dopo aver ricostruito tutti questi passaggi, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila arriva alla decisione più dura.
Sospende la responsabilità genitoriale di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham nei confronti dei 3 figli. Nomina un tutore provvisorio, dispone l'allontanamento dei minori dalla casa nel bosco e il loro collocamento in una struttura comunitaria. Autorizza il servizio sociale a chiedere l'intervento della forza pubblica per eseguire il provvedimento, nel caso in cui vi siano resistenze o situazioni di pericolo. Affida sempre al servizio sociale il compito di organizzare gli incontri tra genitori e figli, in modo da garantire la continuità del legame affettivo, ma anche da prevenire il rischio di sottrazione. Il decreto viene comunicato alle autorità consolari del Regno Unito e dell'Australia per valutare eventuali risorse familiari all'estero in grado di supportare il percorso dei bambini. La notizia dell'allontanamento provoca una reazione immediata. Nascono pagine social, vengono lanciate petizioni che raccolgono decine di migliaia di firme, compaiono manifesti e striscioni. La casa nel bosco diventa meta di visite e servizi televisivi. In Parlamento la vicenda viene evocata come esempio di possibile eccesso di potere dei tribunali minorili. Anche il governo annuncia verifiche, promette ispettori, chiede chiarimenti. Il rischio è che, in mezzo a questo rumore, i 3 bambini restino ancora una volta comparse in una storia che gli adulti stanno usando per altri fini. In tutto questo c'è la figura di Nathan, che emerge come la più fragile. Nelle interviste ripete di non essere matto, di non essere un padre violento, di aver scelto il bosco per proteggere i figli da un mondo pieno di droga, violenza e consumismo. Rivendica la propria coerenza, ma dietro la facciata di uomo forte si intravede il baratro. Il suo progetto di vita, la sua identità, perfino il suo senso di sé come uomo e come padre, sono costruiti sulla presenza di Utopia Rose, Galorian e Bluebell in quella casa. Togliergli i figli significa togliere il pilastro su cui poggia tutto il resto. È facile immaginare il rischio di gesti estremi, di cadute depressive, di una spirale di rabbia e disperazione se non riceve un supporto psicologico adeguato. Lo Stato, intervenendo, non sta solo proteggendo 3 bambini. Ha anche il dovere di proteggere un padre che potrebbe non reggere lo schianto, proprio perché l'idea di famiglia per lui coincide con quel bosco e con quel modo di vivere. Ed è qui che il caso di Palmoli si intreccia con quello che è accaduto a Muggia e nel Salento. A Muggia il piccolo Giovanni, 9 anni, viene ucciso a coltellate dalla madre durante un incontro. Il bambino era affidato al padre, che da tempo segnalava le condizioni psichiche della ex compagna e chiedeva maggiore prudenza. Giovanni portava al polso un orologio collegato al telefono del padre, una sorta di ancora di salvezza che avrebbe dovuto garantire interventi rapidi in caso di emergenza. Non è bastato. A Calimera, nel cuore del Salento, il piccolo Elia Perrone, 8 anni, viene trovato morto nel letto di casa, mentre il corpo della madre, Najua Minniti, viene recuperato in mare dopo quello che appare come un gesto suicidario. Anche lì c'erano conflitti aspri sull'affidamento, segnali di disagio psichico, interventi dei servizi sociali. Nessuno di questi interventi è riuscito a prevenire l'esplosione finale. Queste 3 storie, messe una accanto all'altra, raccontano un'Italia a 2 velocità. Da una parte un sistema che, di fronte a una famiglia che vive fuori dagli schemi, interviene con decisione, compila relazioni, affida i servizi, ordina perizie, convoca udienze, sospende la responsabilità genitoriale e porta i bambini in comunità. Dall'altra parte, davanti a segnali di pericolo quotidiani e concreti, a madri che minacciano, a padri che implorano aiuto, istituzioni che rimandano, che confidano che la situazione si aggiusti, che sembrano muoversi solo quando la cronaca nera diventa irreparabile. Questo non significa che i rischi nella casa nel bosco non esistessero. Una struttura non agibile, priva di impianti a norma, con bambini costretti a vivere in spazi umidi e non certificati, non è una scelta romantica, è un problema reale. L'isolamento totale dal resto dei coetanei può lasciare ferite profonde. L'istruzione parentale non può diventare una terra di nessuno in cui nessuno verifica cosa imparano davvero i minori. Tutto questo è vero, ma è altrettanto vero che qui si è vista una prontezza che altrove è mancata. La domanda scomoda, allora, è quale idea di interesse superiore del minore guidi davvero le scelte istituzionali. Se l'interesse del minore viene ridotto alla conformità a uno standard abitativo e burocratico, allora i figli di Nathan e Catherine oggi sono più protetti. Vivono in una comunità con riscaldamento a norma, bagni moderni, operatori qualificati.
Ma il loro dolore per il distacco, la perdita del bosco, la sensazione di essere stati strappati a un mondo che sentivano loro, chi la misura? Allo stesso modo, se l'interesse del minore è solo una formula da scrivere nei provvedimenti, allora i bambini che muoiono in appartamenti ordinari, dentro famiglie che sulla carta rispettano tutte le regole, continueranno a non essere salvati. Le testimonianze di amici e vicini che hanno frequentato la casa di Palmoli parlano di bambini amati, coinvolti nelle scelte quotidiane, orgogliosi di saper riconoscere piante, tracce di animali, segni del cielo. Non si è mai parlato di botte, di umiliazioni, di violenze fisiche. Il rischio reale era altrove, nelle pareti umide, nei fili elettrici, nell'assenza di socializzazione, nella rigidità di due adulti che non hanno saputo o voluto mettersi davvero in discussione. È una situazione complicata, ambigua, lontana anni luce dagli scenari di maltrattamento brutale che spesso leggiamo. Proprio per questo avrebbe richiesto tempi e modalità di intervento più attente, un lavoro paziente di mediazione, non solo una soluzione drastica. Per Nathan, Catherine, Utopia Rose, Galorian e Bluebell, il tempo oggi scorre in modo diverso. In comunità si cerca di trasformare il trauma in routine, di costruire una nuova normalità, mentre nel bosco una casa mezza ristrutturata resta in attesa, sospesa tra passato e futuro. Lontano dai riflettori, la vera partita dovrebbe giocarsi qui. Capire se esiste un modo per rendere compatibile il desiderio di una vita più semplice, più ecologica, più lenta con i diritti dei bambini alla sicurezza, alla salute, alla socialità. Farlo richiede coraggio, creatività, disponibilità a sporcarsi le mani, molto più che firmare un decreto di allontanamento. La vicenda dei bambini del bosco non è solo la storia di una famiglia diversa. È uno specchio impietoso su come l'Italia decide quando correre e quando dormire. Sui casi di Palmoli, Muggia e Calimera non si gioca solo il destino di 5 bambini e dei loro genitori. Si gioca la credibilità di uno Stato che, se vuole davvero dirsi dalla parte dei minori, deve imparare a intervenire prima dove il pericolo è mortale e a usare più misura dove ci sono famiglie imperfette, ma dove si respira comunque amore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.